Gli imprenditori che rappresentiamo hanno consapevolezza di essere in un territorio che è migliore di altri, che però non è esente da fenomeni di microcriminalità, e questo è un dato importante non tanto per la consistenza ma per avere proprio contezza che il problema esiste, che parliamo di microcriminalità, quindi di furti, di cose limitate a baby gang o comunque a fenomeni che sono circoscritti, per cui vanno attenzionati, non vanno banalizzati, ma serve questo per aiutare a comprendere la qualità del contesto nel quale le imprese si vanno ad insediare, e l'importanza di questo studio, di questo osservatorio, è proprio la restituzione ai singoli sindaci dei comuni, soprattutto di quelli interessati dai fenomeni maggiormente evidenziati dalle nostre imprese, proprio perché lì si possa incidere e ottenere quel risultato che tutti auspichiamo di un minor degrado e di una migliore qualità della vita, soprattutto poi della vita professionale delle imprese. L'abbiamo sostenuto per le imprese, per il settore terziario, per il settore manifatturiero, un po' per tutti, ma anche e soprattutto per noi, anche perché vedere e riscontrare quelli che sono lo stato d'animo di quelle che sono le imprese e i dati reali di come percepiscono le imprese, il terziario, la banca, in questo caso noi, o l'andamento economico, è determinante per poi dare una giusta risposta. Quindi Banca Prealpi San Biagio, nel nostro territorio, che è un territorio abbastanza circoscritto, quindi territoriale essendo un credito cooperativo, mette a disposizione tutte le risorse, tutte le possibilità per far fronte ai bisogni delle imprese. Abbiamo visto dai dati che le banche in generale si sono comportate bene, hanno saputo restituire una buona diciamo, risposta a quelle che erano le domande. Segnalo una piccola contrazione in quella del credito, nel senso che, vedendo i dati sulla fiducia dell'osservatorio, corrispondono sul fatto che, essendo anche nei periodi estivi, non si sta valutando, si sta valutando poco a quelli che sono gli investimenti per l'autunno. È ovvio che abbiamo avuto un semestre molto importante, abbiamo messo fieno in cascina, le imprese e anche la banca. Oggi noi metteremo a disposizione tutte le nostre risorse per fare in modo che anche il prossimo semestre possa andare bene come il primo, indipendentemente dal periodo complicato che abbiamo visto evolversi per natura diversa, in cose diverse, dalla pandemia alla guerra, all'aumento delle materie prime, all'energia, però il comportamento è quello di essere più flessibili possibili e rispondere in modo tempestivo a quelle che sono le esigenze delle imprese. Emerge una sostanziale fiducia da parte delle imprese del terziario di Treviso nell'andamento della propria attività economica, fiducia accompagnata però dal senso di preoccupazione e riduzione delle attese di crescita da parte delle imprese a seguito del periodo che stiamo vivendo. Crisi economica, inflazione, aumento abnorme dei costi dei fornitori delle materie prime energetiche non potevano non avere un qualche genere di effetto sui conti delle imprese, che infatti hanno visto peggiorare la capacità di far fronte al proprio fabbisogno finanziario. Allo stato attuale la fiducia nell'andamento della propria impresa c'è, aumenta la fiducia anche nell'andamento dei propri ricavi, avremo una fine del 2022 con qualche incertezza. Circa la metà dei commercianti ha espresso questa percezione, il sentiment. È un'indagine fatta appunto sul sentiment, tanto di quello di natura economica quanto su quello sulla percezione della sicurezza. Come dicevo, è uno strumento molto utile per la conoscenza del territorio, perché attraverso la conoscenza poi noi riusciamo a calibrare gli interventi adeguati sul territorio stesso. Però si tratta appunto di una sensazione, di un sentimento. I dati in nostro possesso non esprimono un indice di delittuosità su questi temi così come viene percepito. I dati rispetto agli anni 2018-19, laddove non siano in diminuzione, sono viceversa stabili.